nel Veneziano, brutta esperienza per il re delle calzature Fernando René Caovilla. 2 uomini armati e mascherati si sono introdotti nella sua abitazione alle 8:30 di sera, rubati gioielli e orologi. Le ripercussioni dell'attacco hacker ai server dell'USL 6 non si fermano. Nelle scorse ore l'azienda sanitaria locale ha avvisato della chiusura dei punti prelievi. La situazione dovrebbe rientrare nella normalità entro pochi giorni. Manca una settimana al via delle vaccinazioni rivolte ai bambini tra 5 e 11 anni. A Vicenza ci saranno linee dedicate a Torre di Quartesolo. Intanto l'assessore regionale Donazzana esclude chiusure anticipate della scuola. L'Asolano resta a terra di contagi e ricoveri, per questo il direttore generale dell'USL 2 scrive ai sindaci del territorio perché rendano obbligatorio anche l'uso delle mascherine all'aperto. Preoccupa l'epidemia di aviaria che sta interessando alcuni allevamenti di pollame in Veneto tra Padova e Verona. Una circolare ministeriale raccomanda distanze di sicurezza e vaccinazioni anti-influenzali per il personale. Ancora neve in montagna a Belluno, giornata da bollino rosso sulle strade, scuole chiuse in Alpago, sospesi alcuni treni, stop ai centri tampone delle zone più colpite. La Guardia di Finanza di Padova ed Este ha sequestrato più di 5 tonnellate di fuochi d'artificio e 1.300.000 luminarie di Natale fuori norma, valore 400.000 euro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con la cronaca e con un nuovo assalto armato in villa. Stavolta è accaduto a Stra, lungo la riviera del Brenta, siamo in provincia di Venezia, nel mirino dei banditi René Caovilla, il re delle calzature gioiello conosciuto in tutto il mondo. I banditi, forse dell'est Europa, non avrebbero usato violenza. Ingente il bottino. Ho cercato di gestire la situazione parlando con i banditi perché si mantenessero calmi. Certamente abbiamo avuto molta paura. Poche parole nell'essenzialità di fatti. Racconta così Fernando René Caovilla gli attimi di terrore vissuti durante la rapina armata nella propria villa di Stra, a 2 passi dal centro. L'assalto ieri sera qui nella villa dell'imprenditore del calzaturiero René Caovilla, erano circa le 20:30 quando i banditi armati hanno scavalcato il muro di cinta della villa settecentesca. A quell'ora senza l'allarme inserito. E il nodo sta proprio qui. Si indaga in particolare su come potessero sapere i malviventi che l'allarme perimetrale non fosse ancora stato inserito, a cominciare dal fatto che venisse temporaneamente disattivato proprio all'ora di cena. A funzionare invece le telecamere poste tutto attorno alla villa. Hanno ripreso i 2 uomini armati con i volti travisati da passamontagna scavalcare il muro di cinta della villa ed entrare in casa, sorprendendo il re del calzaturiero della Riviera del Brenta e delle scarpe gioiello conosciute in tutto il mondo, mentre con la moglie Paola e i domestici si stava cingendo a cenare. I banditi armati di pistola hanno chiesto alla coppia di consegnare i valori custoditi in casa, fuggendo con il bottino composto di gioielli e orologi di pregio, con, si presume, la complicità di un terzo e non si esclude anche un quarto uomo ad attenderli in auto fuori lungo la strada statale. Azione malavitosa durata più di mezz'ora, tra i 40 e i 45 minuti di puro terrore. L'intero paese è oggi sotto shock dopo aver appreso la notizia, con i vicini di casa dei rimpettai che si dicono terrorizzati. Più di chiuderci dentro non è che possiamo fare chissà cosa. C'è chi ha possibilità di avere l'allarme, chi invece no, però insomma noi le precauzioni le prendiamo già. Veniamo adesso all'emergenza Covid e all'attacco hacker all'ULSS 6 Ugania, situazione che potrebbe sbloccarsi tra qualche giorno anche al punto prelievi dell'ULSS, chiusi proprio a seguito di questo attacco hacker. Intanto spinta sulle vaccinazioni, il 16 dicembre si comincia con i bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'USL 6 spera che sia solo questione di giorni e poi i punti prelievi dovrebbero essere riaperti. L'attacco hacker di venerdì scorso alla sanità padovana ha interessato l'intera infrastruttura. I database sono integri ma ci sono problemi di accessibilità ai dati. In queste ore è prevista una nuova unità di crisi per cercare di sbloccare la situazione dei punti prelievi. Restano invece aperti i punti tampone, ma i molecolari vengono processati all'esterno grazie alle altre USL e ai privati, quindi i tempi di consegna dei referti si allungano.
Il virus che ha infettato i PC dell'azienda sanitaria padovana è al vaglio degli esperti di cyber security che stanno bonificando tutti i dispositivi. Per sostenere il lavoro massiccio dei tamponi, l'USL 6 potrebbe richiedere anche l'aiuto dell'esercito. Intanto, a fronte dei contagi davvero molto alti, anche se la curva è in appiattimento, si sta spingendo sulle vaccinazioni. Tra il 6 e il 7 di dicembre sono state fatte più di 18.500 vaccinazioni, di queste 1.634 sono prime dosi, che dal 1 di dicembre sono state più di 5.000. Il 15,4% dei padovani ha già ricevuto la dose booster, il 78,3% è coperto con le prime 2 dosi. Fino a febbraio ci sono più di 78.000 posti liberi. L'USL 6 si sta preparando per la vaccinazione ai bambini 5-11 anni. Il 90% dei pediatri ha già assicurato piena collaborazione per le somministrazioni in ambulatorio e negli hub vaccinali. Nei prossimi giorni verranno spiegate le modalità di prenotazioni, ma potrebbero essere gli stessi pediatri a contattare le famiglie. Per quanto riguarda le scuole, sono 158 le classi in quarantena. Il contact tracing è difficile a causa dell'hackeraggio, ma non risultano cluster. Bene la situazione delle case di riposo, dove la copertura vaccinale è del 99%. Ci sono 5 contagi in 5 strutture, casi isolati e tutti asintomatici. Per quanto riguarda i ricoveri, gli ospedali stanno fronteggiando la fase 3. 21 pazienti in terapia intensiva, 77 in area medica. Nuovi posti letto sono pronti per essere attivati a Schiavonia, Cittadella e Piove di Sacco. E a Schiavonia proprio è in corso in queste ore la trasformazione del presidio in Covid Hospital. È piena fase 3 in tutto il Veneto. Gli ospedali riuniti Padova Sud e Madre Teresa di Calcutta stanno progressivamente diventando Covid Hospital. Il dettaglio delle chiusure in corso lo condivide il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin. È chiuso il pronto soccorso, trasformato in punto di primo intervento, e con la conseguenza della chiusura un po' di tutti i reparti. Ne rimarranno aperti 4, che sono l'oncologia, la dialisi, il materno infantile e la psichiatria. Però noi ci siamo già organizzati e abbiamo già richiesto per lunedì un incontro del comitato dell'esecutivo del comitato. Chiedono un doppio accesso all'ospedale i sindaci per pazienti Covid e non Covid. La struttura è adeguata. Il problema, secondo i sindacati, è diverso. Purtroppo è una chiusura annunciata, sono mesi che noi abbiamo chiesto alla Regione e all'USL di assumere personale in previsione di una futura quarta ondata e puntualmente la quarta ondata è arrivata, ma il personale non è arrivato. Si attende il concorso infermieri, spiegano i sindacati. La graduatoria per il personale OSS esiste già. Il piano di emergenza prevedeva una ripartizione tra i vari ospedali. Continuano. Ai cittadini preoccupati si aggiungono le preoccupazioni di chi qui lavora. I lavoratori ovviamente stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà, perché questa è la quarta ondata e 4 ondate sono complicate, perché ricordiamoci che lavorano sempre bardati dall'entrata all'uscita ed è veramente complicato e mentalmente i lavoratori fanno grossa fatica. Dall'altra parte un territorio che è per l'ennesima volta senza la sanità. La riorganizzazione sta avvenendo in queste ore, disorientati i cittadini, disorientati gli operatori. Alla redazione segnalano casi diversi, come quello di un paziente in attesa di un esame Holter, prima accolto in ospedale, poi rimandato a casa senza né un nuovo appuntamento né un'indicazione su come muoversi. La battaglia dei sindaci non si ferma qui, noi continueremo a lavorare perché sia garantito il diritto alla salute dei cittadini che abitano questo territorio, che sono quasi 200.000 e che si servono appunto di questo ospedale per ogni necessità. A Schiavonia pronti da subito 12 più 4 posti di terapia intensiva, cui potrebbero aggiungersene altri 8 e 116 posti di malattie infettive. Anche all'ospedale di Cittadella sono pronti 18 posti di terapia intensiva e 54 di malattie infettive. Se si arrivasse alla fase 4 a questi ospedali potrebbe aggiungersi Piove di Sacco. Campo San Piero sarà l'ultimo, spiega il direttore sanitario dell'USL Aldo Mariotto, per garantire assistenza anche ai pazienti non Covid. Intanto a Padova si registra un boom di contagi e il sindaco Giordani invita alla prudenza.
Quasi 1500 nuovi contagi in 48 ore nel Padovano, numeri altissimi che fanno sfiorare i 10.000 casi attualmente positivi in tutta la provincia. La preoccupazione è alta tra le autorità per il possibile passaggio in zona gialla e il sindaco di Padova, Sergio Giordani, invita i cittadini alla prudenza. Potrebbero presto arrivare nuove iniziative a tutela della cittadinanza. Siamo molto attenti, bisogna fare qualcosa per fermare. Meno cene, meno amici, stiamo attenti perché sta aumentando in maniera importantissima. Sono un po' preoccupato. Ho intenzione di fare qualcosa assieme alle autorità. Serve agire con decisione e mettere un freno drastico alle continue manifestazioni Novax che rappresentano un autentico problema di salute pubblica, dice Giordani. È quindi mio dovere dirlo forte, non sono più tollerabili eventi che mettono a rischio la salute di tutti con il virus che rischia di dilagare e la stragrande maggioranza dei cittadini che fa sforzi enormi si vaccina e chiede in maniera sacrosanta protezione, salute e futuro, precisa il sindaco in una nota pomeridiana che anticipa il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Parliamo adesso di vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'USL-8 annuncia si parte dal 16 dicembre con 10 linee dedicate al centro di Torri di Quartesolo. Vaccinazione ai bambini 5 e 11 anni, si parte il 16. Ad annunciarlo l'USL-8 Berica che metterà a punto 10 linee vaccinali dedicate a Torri di Quartesolo, coadiuvate da pediatri di libera scelta. Servizio che riguarda un bacino di 31.413 bambini compresi in questa fascia d'età nel territorio dell'ULS. Situazione quella delle scuole che preoccupa, specie nelle scuole di infanzia e nelle primarie. Ad oggi abbiamo 48 classi in quarantena per appunto contagi dei ragazzi che rimangono adesso il problema più serio perché dai ragazzi poi si infettano gli adulti a casa. Situazione che mette a rischio anche il contact tracing. Per intensificare anche il fronte dei tamponi scatta da domani un'altra importante novità per i ragazzi di rientro a scuola. Si sta lavorando per intensificare i tamponi chiaramente ed essere molto rapidi nell'effettuazione dei tamponi e questo lo dico oggi perché con la Regione si è preso questo accordo e da domani sarà possibile fare il tampone di rientro a scuola, tampone rapido anche dai pediatri in libera scelta. Contagi che aumentano in generale con 1.476 casi nell'ultima settimana. Ad oggi 98 i ricoverati per Covid, di cui 18 a Noventa, 16 a Valdagno e gli altri al San Bortolo. 7 persone in terapia intensiva, di cui 6 non vaccinate, con età media sui 60 anni. E con la crescita dei casi e dei ricoveri scattano ulteriori aperture di posti Covid. Noi siamo già partiti con le attivazioni che avevamo già fatto nella scorsa fase, quindi 20 posti di medicina presso il San Bortolo. In questo momento altri 20 sono a Noventa e 20 sono a Valdagno. Valdagno da lunedì passerà a 28 perché stiamo saturando i posti della medicina. L'invito rivolto a tutti i cittadini in questa fase delicata, sottolinea il direttore generale, è quello a dimostrare il proprio senso civico. Salgono contagi e ricoveri nella Marca, l'Asolano resta maglia nera con il direttore generale che scrive ai sindaci invitandoli a adottare misure e provvedimenti ad hoc. Oggi ho parlato anche con la Presidente e sto mandando via una lettera a tutti i sindaci chiedendo a loro di poter emanare un'ordinanza dell'utilizzo della mascherina anche all'aperto in modo tale negli assembramenti di evitare ovviamente la trasmissione del virus. Destinatari della missiva sono i sindaci del distretto di Asolo, cuore di quella pedemontana Novax dove il contagio galoppa, così come i ricoveri. Qui l'incidenza resta salda sopra i 600 casi ogni 100.000 abitanti, record Veneto. Io spero lo sia poi adottata da tutti i comuni del distretto di Asolo. Resta un quadro in rapida evoluzione nel giorno in cui si attiva il Covid Hospital al San Camillo e si riorganizza gradualmente Vittorio Veneto. Stanno crescendo i ricoveri, siamo ormai a 274 ricoveri, di cui però 58-59 sono in ospedali di comunità. Abbiamo 16 persone in terapia intensiva, ormai tutti non vaccinati e anche giovani, perché abbiamo una persona anche di 47 anni.
e quindi la situazione diventa un po' difficile. Che il virus non molli la presa lo si vede ancora nei Covid Point. Oggi la situazione più critica è stata la zoppa Sarena di Conegliano. Questo è dovuto anche al fatto che purtroppo anche i nostri collaboratori si ammalano perché sta girando la parainfluenza, l'influenza eccetera, quindi abbiamo avuto 2 operatori che mancavano e quindi basta che manchino 2 operatori e automaticamente 200-250 macchine si posizionano in più perché non vengono ovviamente smaltite. Più in generale l'appello dell'ULSS 2 è quello a non concentrarsi nelle prime ore della giornata ed evitare di far passare troppo tempo tra impegnativa e test. L'altro fronte è quello dei vaccini. Il 14 è previsto un incontro con i pediatri per approntare la campagna dedicata alla fascia 5-11. Una linea c'è già. Con una linea dedicata e su prenotazione, perché Azienda Zero sta predisponendo il portale in modo tale che le mamme possano prenotare la vaccinazione dei loro figli, evitando quindi assurde code e facilitando la vaccinazione stessa. Individuato un nuovo hub vaccinale a San Vendemiano, partirà la prossima settimana e consentirà di arrivare all'obiettivo target delle 9.000 somministrazioni al giorno nella Marca. Certo, resta il problema di sempre, la carenza di personale. Qualche unità è stata messa a disposizione dal generale Figliuolo. Benazzi ringrazia, ma al momento è una goccia nel mare. Arriveranno 3 medici e 5 infermieri oggi e il 17 altri 3-4 medici e 5 infermieri. Un aiuto soprattutto per il tracciamento potrebbe arrivare dal personale medico dell'esercito, già usato nelle settimane più dure della pandemia. Ci auguriamo appunto che ci arrivi un forte aiuto da parte dell'esercito in modo tale così da stemperare un po' il carico di lavoro dei nostri operatori. Focolai di influenza aviaria da sottotipo H5N1 sono stati individuati in Italia nel pollame domestico, in particolare in allevamenti di tipo industriale di tacchini da carne nelle province di Verona e Padova. Il rischio di trasmissione agli esseri umani è considerato basso, ma in considerazione del potenziale evolutivo del virus si ritiene necessario monitorare la situazione. Quanto si legge in una circolare del Ministero della Salute, il documento indica che la vaccinazione anti-influenzale raccomandata è gratuita per il personale che lavora a contatto con gli animali. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ancora per parlare delle nevicate che hanno interessato in queste ore il Bellunese, automobilisti che questa mattina, scollinato il Fadalto, si sono imbattuti in una vera e propria tormenta di neve che, nonostante la presenza di spazzaneve e mezzi spargisale, li ha costretti a fare gli ultimi chilometri prima del casello autostradale quasi a passo d'uomo, con poi grandi difficoltà ad uscire verso Cadola, dove si è formata una lunga coda. Proseguendo invece verso Belluno Nord, la viabilità era pressoché regolare. E torniamo alla giornata di ieri con i forti disagi causati agli automobilisti proprio dalle forti nevicate. Neve su Belluno città come su tutta la provincia, codice rosso sulle strade per le intense nevicate con divieto di transito ai mezzi oltre le 3,5 tonnellate, con la chiusura della strada stradale 51 di Alemagna ai mezzi pesanti e situazioni di disagio un po' ovunque. Da Feltre, dove sono caduti ormai 40 cm di neve, ai disagi per la cancellazione di alcuni treni tra Conegliano, Belluno e Caralzo, dal quasi mezzo metro di neve a Tambre all'Alpago, dove sono rimaste chiuse tutte le scuole per una nevicata come non si vedeva da oltre 30 anni. A Belluno, dove i centimetri complessivamente sono stati una trentina, si sono effettuate le normali misure previste quando nevica oltre i 5 centimetri. Abbiamo in questi giorni avuto una discreta nevicata, un'abbondante nevicata, abbiamo superito con i mezzi che abbiamo a disposizione, abbiamo 22 ditte che sono fuori, quasi 40 mezzi che stanno spalando le strade, le vie più importanti di comunicazione per i mezzi pubblici di soccorso. Adesso stiamo provvedendo ai marciapiedi, è una nevicata importante. L'invito in queste condizioni meteo è a non uscire se non necessario, specie per le persone anziane, e l'obbligo per tutti è quello di provvedere a ripulire l'accesso ai propri stabili. Abbiamo avuto qualche disagio, però stiamo reggendo bene, tutto sommato. Quindi guardandolo da Palazzo Rosso si considera soddisfatto? Ma io non l'ho guardato a Palazzo Rosso perché sia il sindaco ieri è stato fuori tutto il giorno, oggi ho dato io il cambio, siamo tutto il giorno fuori e stiamo controllando le strade e stiamo allertando quelle ditte che devono passare in quei determinati lotti per potenziare ovviamente la pulizia dei marciapiedi e delle strade.
La situazione comunque non dovrebbe acuirsi. Il meteo prevede ancora neve in città per venerdì sera, ma non in maniera preoccupante. Questa è una nevicata, una normale nevicata, ovviamente noi abbiamo 430 km di strada, tanti fanno paragone quando eravamo ragazzi noi, ovviamente c'è 5 volte le macchine, se penso in famiglia mia non avevamo neanche una macchina, adesso ne abbiamo 5. 458.000 articoli pirotecnici irregolarmente detenuti, contenenti polvere pirica per oltre 5,5 quintali e quasi 1,3 milioni di luminarie natalizie non a norma. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova e Este. Valore stimato della merce circa 400.000 euro. I sequestri sono avvenuti in 6 esercizi commerciali inseriti nel centro ingrosso Cina a Padova, in prossimità della stazione ferroviaria, ma anche nei comuni euganei di Due Carrare, Campo San Piero e Casale di Scodosia. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. Nuovo impulso artico, ancora tempo instabile e neve a bassa quota nella giornata di venerdì 10 dicembre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino qualche schiarita soleggiata, ma non si escludono foschie o nebbie in pianura. Poi in dissolvimento con nuvolosità in aumento. Precipitazioni inizialmente assenti, dal pomeriggio sarà possibile qualche pioggia discontinua e a carattere sparso. Sulle zone collinari a tratti mista neve, sui monti nevicate sparse fino a fondovalle. Venti localmente moderati, temperature minime ancora sotto zero quasi dappertutto, massime comprese invece tra i 2 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo un ampio soleggiamento in mattinata, poi più nubi con il passare delle ore, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo inizialmente, a seguire lo vedete cielo più nuvoloso con neve debole un po' dappertutto. Temperature minime ampiamente sotto zero, massime sui 2 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.